Una premessa chiara, uscire così fa male, perché la Coppa Italia poteva essere un obiettivo reale, perché giocavamo in casa e perché arrivare ai rigori è sempre una questione di dettagli e qualcosina in più forse si poteva fare. Io sono Vincenzo e come sempre in questo format cerchiamo di analizzare nel modo più freddo possibile le partite del Napoli. Sto parlando naturalmente di Napoli-Como di ieri sera, quarto di finale di Coppa Italia, dove il Napoli è uscito solo alla lotteria dei rigori, appunto. Dove al Maradona è arrivata una squadra che, ragazzi, non è più una sorpresa del campionato di Serie A, non è più una sorpresa italiana come continuano a giudicarla e a chiamarla tutti. È assolutamente una realtà nuova del nostro calcio che sta crescendo e che continuerà a crescere in maniera esponenziale sicuramente. Una squadra che ha una determinata filosofia di gioco, che ha un'identità forte, che ha un palleggio pulito e un pressing molto organizzato. Ma andiamo alla partita, ragazzi. Il primo tempo è caratterizzato in generale comunque da un ritmo abbastanza basso e uno studio tattico reciproco. Infatti si vede Napoli e Como che cercano di organizzare ognuno a proprio modo gli attacchi, ma non riescono ad affondare chissà quanto, se non con qualche tiro da fuori e con qualche situazione. Il Como cerca di, come al solito, palleggiare nella maniera più pulita possibile e cercare di fornire un pressing molto alto per andare a recuperare il pallone, a volte anche nella metà campo del Napoli. Il Napoli cerca di costruire qualche volta dal basso, ma alterna anche i lanci lunghi con Højlund per andare a cercare l'uno contro la difesa del Como, che gioca molto alta naturalmente e quindi può soffrire questa tipologia di imbucate. La gara è comunque abbastanza bloccata, ci sono poche occasioni e poche situazioni. Arriviamo quindi direttamente al 38esimo minuto, dove c'è naturalmente l'episodio chiaro del rigore assegnato al Como. Como che organizza benissimo insomma la sua azione d'attacco con il lancio lungo per Valier, mi pare, che mette dentro al volo la palla, e Juan Jesus e Oliveira stendono, mi pare, proprio Caqueré o Baturina. Ragazzi, al momento mi è sfuggita un attimo questa cosa, non me la ricordo. Rigore solare, rigore nettissimo che giustamente viene sia fischiato in diretta sia confermato dal VAR. E quindi su questo episodio onestamente non c'è molto da dire. Baturina va sul dischetto, tira un rigore perfetto, 1-0 e Como in vantaggio. La cosa importante, il dettaglio che non deve sfuggire, è che dopo di questo, come succede sempre quest'anno, nonostante un episodio sfavorevole, il Napoli reagisce e cerca anche di alzare un pochino l'intensità del gioco per cercare di andare a trovare subito il pareggio. Il pareggio non lo trova, ma al 44esimo abbiamo il primo dei due episodi secondo me clamorosi, su cui comunque si può sempre discutere tanto, riguardanti l'arbitraggio. Perché sul lancio lungo per Højlund, che prende posizione su Jacopo Ramon, che l'aveva praticamente saltato con una palla che sembrava andare dritta comunque verso l'area di rigore, non tanto verso la porta, verso l'area di rigore, Jacopo Ramon stende Højlund al limite dell'area. Pare da regolamento che potrebbero esserci tutti i presupposti per chiamare un dogso e quindi espellere di conseguenza Jacopo Ramon, ma questa cosa non accade. Non si sa quali sono i criteri di valutazione che hanno portato a non espellere Jacopo Ramon. Fatto sta che viene solamente ammonito e assegnato calcio di punizione naturalmente al limite dell'area per il Napoli. Ripeto, è un episodio un po' controverso, onestamente, che noi in diretta, onestamente anche io in diretta, ho comunque anche accettato. Ho detto vabbè, diciamo, voglio pensare che la palla stava andando leggermente verso l'esterno e quindi non l'hanno considerata chiara occasione da gol, cosa che comunque secondo me non è propriamente così, perché comunque, ripeto, Højlund la posizione l'aveva presa, c'è l'imprudenza dell'avversario. Se Jacopo Ramon non stende Højlund da lì può facilmente calciare di sinistro, quindi ripeto, c'erano secondo me tutti i parametri per arrivare al dogso e all'espulsione, ma questa cosa non avviene ed è la prima macchia della direzione di gara di Manganiello, che tutto sommato fino a quel momento mi era comunque piaciuta, perché stava fischiando poco, stava cercando di arbitrare in maniera abbastanza europea, una partita comunque lenta, ma diciamo che non aveva bisogno di interruzioni. Però c'è questo primo episodio che onestamente ci ha fatto storcere un po' il naso e si va poi quindi a riposo sull'1-0 per il Como. Al rientro in campo nel secondo tempo, ragazzi, la cosa divertente è che il Napoli sembra aver subito totalmente un elettroshock da Conte negli spogliatoi, perché partiamo veramente subito fortissimo e praticamente intorno al 46esimo, 47esimo, al secondo tempo appena iniziato, beccando un Como per la prima e per le pochissime volte messo male, disposto male in difesa,
Lo imbuchiamo con Højlund che fa passare un pallone che era diretto in realtà a Giovane, ma che trova Vergara appostato benissimo. Vergara che si invola verso Butez e a tu per tu con lui non sbaglia e pareggiamo subito, cosa assolutamente fondamentale per l'andamento della gara. Quindi devo dire la verità, il Napoli ha avuto un approccio molto molto buono nel secondo tempo, furioso come lo deve avere una grande squadra che è sotto e che deve recuperare la partita. Esattamente 4-5 minuti dopo arriva la seconda macchia della gara nell'arbitraggio di Manganiello, che addirittura, ragazzi, oserei dire che secondo me è anche più grave dell'evitato rosso per Dogso a Jacopo Ramon nel primo tempo, perché se nell'episodio del primo tempo ci si può mettere a discutere se ci sono tutti i parametri o non ci sono tutti i parametri, in questo caso assolutamente per me non c'è nulla da discutere. Højlund dal limite dell'area sposta la palla per provare a procurarsi un'occasione per tirare o per crossare. Jacopo Ramon, già ammonito, lo stende al limite dell'area. Manganiello è esattamente a 1 metro di distanza, vede tutto, ma decide di non assegnare la seconda ammonizione. Ragazzi, si sta parlando in maniera oggettiva qui, cioè è allucinante, è assurdo che a 1 metro di distanza non sia stato in grado Manganiello di decidere che quella dovesse essere una seconda ammonizione per Jacopo Ramon. Ammonizione chiara, sacrosanta, limpidissima, che qualsiasi arbitro in qualsiasi partita avrebbe estratto. Cioè, ragazzi, qui stiamo parlando, ed è chiaro che voi direte sì, ma perché tu sei tifoso e quindi parli in questo modo. Ma qua stiamo parlando proprio in maniera oggettiva di questo episodio. Cioè, è allucinante che non riescano a prendere decisioni alla fine così semplici e poi invece vanno al VAR a rivedere un tocco su Vergara, e torniamo a Genoa-Napoli, che seppur da regolamento alla fine ad oggi è calcio di rigore, è molto più leggero sia del Dogso sia di questo intervento per doppia ammonizione. Quindi la domanda è sempre la stessa, ragazzi: ma come cavolo valutate gli episodi, cari arbitri? Ma come fate? Ma su quali basi? Secondo quali parametri avete nel cervello in quel momento? E soprattutto in questo caso è stato gravissimo per me, perché l'arbitro era nettamente vicino all'azione. Detto ciò, Fabregas, naturalmente, che è molto furbo, giustamente anche bravo lui, toglie subito Jacopo Ramon dal campo inserendo Kempf, e quindi diciamo tendenzialmente leva occasione, come si suol dire dalle nostre parti. Conte dal canto suo cerca di rimescolare piano piano le carte, inserisce Gutierrez, inserisce Spinazzola, inserisce Politano, ritorno in campo di Matteo, insomma, che sembra avere anche una condizione fisica discretamente buona. Abbiamo bisogno di tutti, quindi meno male. Inserisce poi alla fine anche Lukaku e Alison Santos, che provano a fare qualcosa, ragazzi, ma purtroppo si vede che Lukaku è lontanissimo dalla forma e Alison Santos è arrivato ieri, quindi tendenzialmente abbiamo provato a spingere. Secondo me si poteva fare qualcosina in più, si poteva provare in qualche modo ad arrivare al 2-1 assolutamente, ma non ci siamo riusciti. Diciamo, detto ciò, a un certo punto le due squadre mi sono sembrate rallentare terribilmente, accontentandosi di provare ad arrivare ai calci di rigore, se non con qualche sprazzo, con qualche lampo, insomma, di qualcuno sia da una parte sia dall'altra. Ma ripeto, pochissime emozioni e la partita praticamente finisce così, scivola così sull'1-1. Sui rigori, ragazzi, non esiste nessuna analisi tattica, nessuna analisi fredda o calda da fare. I rigori sono tendenzialmente una lotteria. Sui rigori si gioca sui dettagli, sull'emotività del momento, su un giocatore se la sente o non se la sente, su come calci il pallone, su come metti il corpo. Quindi ripeto, sono veramente dei dettagli, e alla fine a sbagliare per quanto riguarda il Napoli sono proprio Lukaku, che purtroppo tira un rigore che non gli ho mai visto tirare forte e cercando l'angolo, quando lui ha sempre rallentato la corsa per piazzarla. Quindi anche questo denota una mancanza di tranquillità anche nel suo stato fisico probabilmente. E Lobotka, ragazzi, che sicuramente non è un rigorista e lo sappiamo benissimo, in realtà aveva calciato un rigore anche buono, sostanzialmente un buon rigore, non è stato un rigore totalmente sbagliato, semplicemente lì Butez compie una scelta, si lancia alla grande su quel lato
e lo va a parare, insomma, e il Como si porta la partita a casa e approda alla semifinale con l'Inter. Cosa ci resta di questa partita, ragazzi? Ci resta naturalmente da fare ovviamente i complimenti al Como, che comunque è una bellissima realtà, insomma, che in ogni caso in qualche modo merita per il percorso fatto di arrivare alla semifinale di Coppa Italia. Ci resta dal mio punto di vista anche un po' di amarezza, perché al netto di quello che poi pensano tutti, no? Che la Coppa Italia finché la vincono altre squadre è una coppetta, insomma, mentre quando la vincono invece determinate squadre la Coppa Nazionale, io penso sempre che sia comunque una coppa importante, perché l'unica coppa nazionale a parte il campionato in Italia, tralasciando la Supercoppa. Quindi resta un po' di amarezza, eravamo in casa, si poteva comunque cercare di fare un po' di più, anche se comunque il Napoli continua ad avere delle difficoltà per quanto riguarda gli uomini e la formazione. Sta tornando qualcuno, tra cui per esempio Amir Rrahmani, secondo me estremamente fondamentale per la difesa del Napoli, e si è visto anche ieri sera. Ma ripeto, un pochino di amarezza resta, perché comunque la Coppa Italia poteva essere un obiettivo, come ho detto all'inizio, molto reale, e che non è che poteva salvare una stagione, anche perché qui non c'è nulla da salvare, ragazzi, ma semplicemente poteva essere la possibilità di mettere un altro trofeo in bacheca, che avrebbe fatto comunque bene. Ma questa possibilità ce la siamo un po' negata da soli, andandocela a cercare, naturalmente un pochino, insomma, c'è stato l'errore dell'arbitro, che comunque, ragazzi, poteva indirizzare la partita in un certo modo, perché una cosa è giocare 40 minuti con l'uomo in più e una cosa è giocare 40 minuti sempre ad armi pari. Detto ciò, naturalmente adesso resta solo il campionato, quindi sono finite naturalmente in ogni caso tutte le scuse, testa al campionato, obiettivo primi 4 posti e Champions League, fare tesoro di tutti gli errori che si stanno compiendo questa stagione e poi presentarsi alla prossima stagione ancora più forte. Come sempre, ragazzi, alla fine dell'analisi a freddo vi dico quali sono stati per me i migliori e i peggiori in campo, e in questo caso ve ne cito 2 e 2. Per quanto riguarda i migliori in campo, io vi cito Vergara, perché, ragazzi, io vorrei che giocassero tutti quanti con la furia agonistica che ha Tonino. Si sbatte, corre, dribbla, recupera palla, la perde e poi rincorre, attacca con qualità, passa, tira, fa qualsiasi cosa per aiutare la squadra, con una lucidità, una rabbia, una fame, una voglia che veramente vedo in pochissimi giocatori. Quindi assoluto migliore in campo, se non tra i migliori in campo, e ti prego, Tony, continua assolutamente così. Il secondo migliore in campo, ragazzi, vi farò un nome che potrebbe essere un poco impopolare per voi, ma è Sam Buchanan, perché ieri, e meritano di essere celebrati quando giocano bene, ieri Buchanan ha fatto una partita più che ottima, ordinato, preciso, ha fatto pochissimi errori, se non quasi nessuno, ha fatto degli ottimi anticipi, ha impostato bene il gioco in determinati momenti. Ragazzi, sta tornando il difensore che abbiamo ammirato a Bologna, quindi magari le parole di Conte nelle scorse settimane l'hanno scosso, speriamo continui così, perché abbiamo bisogno assolutamente di tutti. Per quanto riguarda i peggiori in campo, ragazzi, mi dispiace citarlo perché gli voglio veramente un bene incredibile, ma Pasqualino Mazzocchi è stato veramente in difficoltà quasi tutta la partita sulla fascia destra. Ha fatto anche diversi errori tecnici, ha perso delle palle abbastanza importanti e si è fatto anticipare comunque più volte. Quindi mi dispiace, perché veramente è un ragazzo a cui, diciamo così, a pelle voglio veramente bene, però Pasqualino Mazzocchi va tra i peggiori, non ha fatto una grande prestazione. L'altro che va tra i peggiori, ragazzi, è Romelu Lukaku, e non è una colpa, insomma, cioè non va tra i peggiori per un motivo chissà tecnico-tattico qualsiasi, lo va per una questione fisica. Si vede proprio, insomma, che è lontanissimo anni luce dalla sua forma migliore. Quando Conte dice che ha 10 minuti nelle gambe, secondo me è anche molto generoso nel dirlo, perché si vede che è proprio lento, macchinoso, insomma il suo peso, la sua corporatura e anche la sua età non lo aiutano a recuperare facilmente la condizione, e naturalmente pesa anche il rigore sbagliato nella lotteria dei rigori. In quel caso è proprio un episodio che comunque tu hai sbagliato, quindi per me Lukaku va fra i peggiori. Quindi, ragazzi, in chiusura, il processo della partita qual è stato? La poca cattiveria del Napoli nel primo tempo, e soprattutto quando il Como era in evidente difficoltà nel secondo. L'arbitraggio incoerente o comunque poco chiaro su un paio di episodi da espulsione per quanto riguarda Jacopo Ramon, ma questo non deve essere
assolutamente totalmente un attenuante per il Napoli, perché il Napoli poteva fare di più e fare il 2-1, l'evidente stato di forma di alcuni calciatori chiave che stanno rientrando ma che non sono ancora al 100%, e alla fine un'eliminazione che onestamente un po' brucia, ma alla fine non è nemmeno così scandaloso. Quindi per noi la Coppa Italia finisce qui. È stata un'occasione persa? Secondo me un po' sì, e ditemelo voi nei commenti. Raga, questa è stata la mia analisi a freddo, ci rivediamo alla prossima e forza Napoli sempre.